Buon pomeriggio cari amiche. Nel mio precedente video vi ho mostrato alcuni capi di abbigliamento in maglia. Contrariamente alla mia consuetudine, chi è che mi conosce sa che la mia passione è l'uncinetto, quindi le mie creazioni in stragrande maggioranza sono all'uncinetto. Ma una tradizione di maglieria mi proviene da mia madre. Mia madre infatti tanti anni fa, ma non tanti perché fino a tutt'oggi ancora continua a lavorare, e aveva un importante laboratorio di maglieria con diverse macchine che adesso vi mostrerò dopo il filmato, con diverse macchine di maglieria, quindi per diversi punti, quella per il traforo, quella un po' più industriale, perché alcune capi di abbigliamento richiedono magari nel loro modello, nella loro realizzazione, sono più adatte le maglie che non l'uncinetto. Vi faccio vedere questi ultimi capi di abbigliamento che ho qui a disposizione per concludere l'argomento maglieria. Vi faccio vedere alcuni modelli. Questo modello, per esempio, questo modello di top l'avete già visto, ve l'ho già fatto vedere in occasione della giacca coordinata in maglia traforata. Vedete, questo è il modello di top in maglia con il riccio della base riportato anche come decorazione e come definizione di questa bretellina quasi mezza manichetta. Dello stesso modello potete vedere questa altra canotta in cotone blu. Questo modello però ha di particolare una fascia di traforo. Tutta la base della canotta ha una fascia di traforo. Questo scollo è creato da questo incrocio di bordi con queste righe bianche a contrasto. Poi abbiamo questo modello di canotta invece con una scollatura a barca molto accentuata, molto scollata, infatti è trattenuta da queste bratelline, quindi viene molto scollata, vedete? Quindi questa, la spalla viene pure, la scapola viene pure scoperta. Sempre come vi ho fatto vedere nel precedente video, la particolarità delle mie non cuciture, vedete come realizzo la cucitura, perché a me piace proprio questa non cucitura. Canotte che si possono anche decorare, si possono creare delle applicazioni, contrasti di rifiniture. O canotte interamente, ad esempio, traforate. Questa è il modello a casacchina, tutta interamente traforata, quindi molto leggera, molto elegante, un sottogiacca, ma anche da indossare così semplicemente perché insomma, molto elegante, si vedono le rifiniture, si vedono che sono particolari. Oppure questo modello, guardate qui, questo modello con scollatura ampia, modello che viene allacciato al collo, vedete, con questo laccetto si stringe e si allaccia al collo, quindi molto scollata. Questa magari in versione più elegante, questa invece in versione più da giorno. Vedete che simpatica e spiritosa questa, anche da mettere sopra un costume, sempre con la, vedi, questa invece è proprio un'allacciatura, sempre rifinite uncinetto, si possono creare diverse rifiniture, quindi sempre maglia ma rifinita uncinetto. Con la maglia possiamo, oltre creazioni di abbigliamento, possiamo anche creare degli accessori. Vedete che simpatica questa
borsetta molto estiva, tutta realizzata a maglia, ma poi sempre rifinita ad uncinetto. Uncinetto anche le bretelle, la bretella tutta creata con questi anelli di vario colore, che poi si stringe con i suoi laccetti e si chiude. Immaglia anche il suo accessorietto, guardate che simpatico. Cari amiche, adesso come promesso vi mostro le macchine di maglieria. Come potete vedere ci sono diversi modelli di macchine perché ogni macchina ha il suo tipo di lavorazione. C'è la macchina per il traforo, c'è la macchina per la maglia un po' più larga, quindi con dei punti più distanziati per realizzare una maglia un po' più larga. Oppure c'è una macchina più industriale, vedete, con il suo motore elettrico. Questo è il modello di macchina più industriale. Qua abbiamo la macchina per fare tagli e cuci con il suo bobbinatore elettrico. Mie care amiche, con questa carrellata, ultima carrellata di top e canotte, io ho concluso il mio argomento maglieria. Logicamente ho concluso relativamente alle creazioni che ho in questo momento a disposizione, ma se avete colto qualche idea, qualche suggerimento per una realizzazione di qualcosa di personalizzato, quindi potete tranquillamente creare voi il modello della vostra canotta, vostro top, il vostro capo d'abbigliamento, abitino, giacca, quello che volete voi. Vi ho mostrato che con l'opzione maglieria si possono creare tanti altri modelli. Vi ho mostrato anche le mie macchine, alcune delle mie macchine, perché altre sono imballate, sono chiuse perché non le uso tutte, dato che mia madre non ha più il tempo di poter lavorare su tutto l'intero laboratorio, quindi ve ne ho fatte, ve ne ho mostrate solo alcune. Vi ho dato qualche spunto, qualche idea, quindi oltre all'uncinetto sapete che posso eventualmente realizzare su commissione qualche capo di maglieria. Con questo video vi saluto, ci vediamo al prossimo dove vi farò vedere delle borse e delle coffe siciliane. Buon pomeriggio, cari amiche!